Dopo la vittoria contro il Palermo al Bentegodi di 7 giorni fa, il Chievo torna in trasferta e va sul campo del Livorno, una partita difficilissima, una diretta concorrente ovviamente per non retrocedere. Vediamo mister Mimmo Di Carlo che inserisce ancora una volta Bentivoglio, anche Pinzi in campo, in panchina Luciano. Siamo al quarto, c'è questa acrobazia di Abruscato che prova un gol che sarebbe stato veramente incredibile. Siamo invece all'ottavo, il colpo di testa all'indietro di Sardo che rischia quasi l'autogol, bravo però Sorrentino a deviare in calcio d'angolo. Siamo all'11°, un bel lancio di Pinzi che riesce a trovare Pellissier altrettanto bravo a dialogare con Abruscato sulla destra del cross e Rigoni, il colpo di testa, il gol del vantaggio del Chievo, un gol importantissimo per la squadra della Diga. Rivediamo l'azione, il bel cross di Abruscato e la difesa del Livorno che si addormenta e lascia solo Rigoni che indisturbato riesce a mettere dentro per il gol dell'1-0 e a battere De Lucia. Qui c'è poi un episodio chiave della partita, siamo al 23°, un fallo su Pellissier che come vedete dalle immagini prende un pestone sostanzialmente al piede destro. Ci sono le tantissime proteste dei giocatori del Livorno su tutti. Lucarelli che evidentemente dice qualcosa di troppo all'arbitro Gava che quindi estrae il cartellino rosso e il Livorno che gioca in 10 per il resto della partita. Ancora il Chievo prova l'uscita di Lucia e qui c'è un intervento molto molto dubbio, perché come rivedremo adesso dal replay Pellissier riesce ad anticipare il portiere toccando il pallone, poi forse un contatto che poteva anche essere un calcio di rigore. Poi la botta di Rivas al 41°, una bomba veramente che poteva costare caro a Sorrentino. Siamo al 45°, il cross di Bentivoglio, il colpo di testa di Yepes che passa tutta la porta e nessuno riesce a intervenire, non arriva soprattutto Mantovani a mettere dentro per il gol che sarebbe stato dello 0-2. Siamo al secondo tempo, al 12°, qui è il Livorno invece a richiedere un calcio di rigore per un presunto fallo di Morero ai danni di Bergvold. Rivediamo anche qui al rallenti l'episodio contestato dai giocatori del Livorno, forse anche in questo caso un contatto c'è, da qui si vede forse meglio il piede di Bergvold che va a scontrarsi con quello di Morero. Insomma, tante le proteste, però andiamo al 20°, guardate che bravo Pellissier dentro per Bentivoglio, 0-2 il gol che definitivamente chiude la partita. Una rete importantissimo per questo ragazzo che ha giocato una partita eccezionale, un giocatore assolutamente ritrovato, bravissimo il piattone a buttarla dentro per il gol dello 0-2. E Bentivoglio potrebbe addirittura mettere dentro il 3-0, invece guardate che cosa sbaglia su un bellissimo cross di Luciano. Ancora il Chievo che prova una partita magistrale per i ragazzi di Carlo, il tiro di Anine, siamo al 29°, alto il tiro del giocatore di origine marocchina, una buona ispezione di partita per lui. Ancora Rivas, la bomba da fuori, una sua specialità. Sorrentino però è bravo a parare, poi il Livorno prova ancora senza però riuscire a fare nulla di particolarmente pensieroso per Sorrentino e dopo 3 minuti di recupero l'arbitro Gava fischia, il Chievo vince a Livorno 2-0.